Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show sul social. Oggi vogliamo parlare di lavoro, lo facciamo in compagnia di un'amica che è la Soddu, lavoratrice, e poi spieghiamo il perché. Innanzitutto grazie di essere presente. Grazie Fabrizio, buonasera anche a tutti gli ascoltatori in diretta. Allora, tutto nasce da un post, da un articolo di giornale che è uscito in questi giorni, dove gli imprenditori del settore turistico in Sardegna diciamo, preannunciavano un calo delle assunzioni. Perché? Perché per motivi di crisi, per la questione economica, il caro energia e quant'altro. E io ovviamente polemicamente avevo commentato, visto che da tempo si parlava del reddito di cittadinanza, che era tutta colpa del reddito di cittadinanza. Ho detto, beh, se queste sono le motivazioni, a questo punto il reddito di cittadinanza non c'entrava nulla, o comunque c'entrava in minima parte. E Antonella è intervenuta nel dibattito in bacheca perché ha raccontato quella che è la sua esperienza. E quindi, Antonella, ti chiedo di raccontarci brevemente, ovviamente, come sei arrivata, perché poi è una storia a lieto fine, è il caso di dire, questa è una cosa importante. Però tu, avendo tanta esperienza nel settore turistico, perché hai lavorato, hai fatto tante cose nella tua vita lavorativa, le difficoltà che hai affrontato per accedere al mondo lavorativo in questo caso. Allora, cominciamo col dire una cosa, dice che l'età delle donne non si dovrebbe mai dire, ma ultimamente invece sta diventando qualcosa di fantastico, l'età delle donne. Io ho 51 anni, ho iniziato a lavorare che avevo 16 anni, perché racconto un piccolo aneddoto. Io provengo da una famiglia, mio padre faceva l'operaio, ha lavorato per 41 anni allo zuccherificio di Villasor, quindi un po' di qualcosa di lavoro la capisco e la conosco, e io stessa comunque ero abituata a fine anno scolastico. Io e anche le mie sorelle abbiamo sempre lavorato in campagna per farci quei soldini che, diciamo, potevano essere usati per le cose nostre, le piccole spesucce nostre di ragazzini di 15, 16, 17 anni di allora. Poi improvvisamente mi sono ritirata da scuola, così ho deciso io. Premetto che anche essendo figlia di operaio, mio padre ci ha fatto andare, ha voluto che noi tutti andassimo a scuola, frequentassimo anche le superiori. Quindi io ho frequentato fino alla promozione alla terza, e poi mi sono ritirata e ho cominciato da subito a lavorare. Devo dire che in quel periodo si trovava il lavoro, i giovani riuscivano a trovare il lavoro, quindi io provengo anche da un'esperienza lavorativa, anche dei lavori più umili. Ho lavorato in campagna, ho lavorato in fabbrica, qui a Villasor, lo sappiamo tutti, sono i carciofi, quindi c'era allora la fabbrica dell'assemblamento delle cassette per i carciofi, che venivano poi distribuite in tutta la Sardegna. Insomma, un po' di esperienza di lavoro credo di averla fatta. Credo di aver a 18 anni, per esempio, forse è stata una delle prime cooperative di produzione e lavoro che si sono create nella zona del Cagliaritano. Io sono stata socio fondatore di una cooperativa, si occupava di servizi, quindi facevamo servizi di pulizia, servizi di facchinaggio, di magazzinaggio, in fabbrica imbottigliamento di acque minerali, ai formaggi, quindi un po' di Diciamo che tutto. il Credo lavoro non è mai mancato, ti sei non mi è mai sempre mancato. adoperata per arrivare. Non mi è mai mancato. Io Vogliamo penso, parlare appunto dell'ultimo ho periodo, gli cominciato per ultimi il anni. lavoro nel 2000, dopo la mia prima gravidanza, e poi da allora è andato tutto in discesa. Ho comunque continuato a lavorare, lavori saltuari a tempo determinato, fino a che anche addirittura anche ho provato anche l'esperienza dell'impresa, dell'attività individuale, una ditta individuale. Quindi allora ho cominciato a lavorare con delle imprese di pulizia che si occupavano proprio dei lavori di pulizia in ambito turistico, quindi nei villaggi turistici, nei resort, nei B&B, nei primi B&B allora, che ancora non c'erano, ancora diciamo che erano le case vacanza che affittavano, oppure con agenzie immobiliari che affittavano anche case vacanza, e quindi noi andavamo a pulire le case prima che entrassero i turisti e quando poi lasciavano le case. Insomma, un bagaglio professionale che da una parte
arricchisce e mi ha arricchito dal punto di vista sia umano che professionale, perché comunque sono oggi in grado di poter dire di essere in condizione di poter affrontare qualsiasi tipo di esperienza lavorativa, dalla più umile a quella, perché io ho fatto anche lavori di segreteria, ho fatto la receptionist, ho fatto la piccola contabilità. Nel 2020 un giorno, accompagnando mia figlia per iscriversi, ho 2 figli, una di 23 anni e uno di 19 anni, per iscriversi a scuola, ho deciso, visto che l'Istituto Tecnico Mattei di Decimomannu aveva anche il corso serale per adulti, ho ripreso, sono tornata tra i banchi di scuola, quindi avevo mia figlia al diurno e io al serale, e quindi ci dividevamo organizzati, e sono riuscita a diplomarmi nel 2020 in piena pandemia. Io mi sono diplomata, quindi, ma seguendo tutti i 5 anni, così ho Questo è un potuto anche traguardo, è realizzare. anche un motivo d'orgoglio, ovviamente. Però Antonella, ti Esattamente. chiedo ovviamente il discorso legato alla proposta di lavoro, cioè Ecco, lì volevo arrivare. La proposta di lavoro. Io negli ultimi 2 anni ho mandato curriculum a destra e a manca in tutta la Sardegna. Ho provato la strada regionale, quindi per restare qua in Sardegna. Ti giuro, posso anche dimostrarlo adesso, però io non ho mai ad oggi, nei 2 anni che ho tentato la strada dei curriculum in Sardegna, ricevuto fosse una risposta, una sola risposta ad una mia autocandidatura per un posto vacante, anche nel settore turistico. Lo scorso anno io sono iscritta alla piattaforma SIL Sardegna dell'ASPAL Sardegna, rispondendo a molti annunci di lavoro del settore turistico, soprattutto del nord Sardegna. Rispondo a un annuncio e mi chiamano dal centro dell'impiego, un centro dell'impiego del nord Sardegna. Mi chiedono se ero consapevole del fatto che dovevo spostarmi, se ero sicura di voler. Io ho detto, ma scusate, io voglio lavorare. Se mi dicono che col reddito di cittadinanza devo lavorare, mi devo spostare anche in ambito regionale, anche a distanze superiori ai 50 chilometri, la domanda gliela faccio io a lei. Gli ho detto, scusi, perché mi sta chiedendo se sono sicura e consapevole? Lei mi sta contattando, trasmetta la mia autocandidatura all'azienda. Io non ho più sentito nulla da allora. Ma ti sei fatta una domanda sul perché in questi anni, questi 2 anni che ti sei autoproposta, non sei stata contattata? C'è un discorso legato, magari, ipotizzo ovviamente, all'età, quindi dal punto di vista anche fiscale, se vogliamo, magari le aziende turistiche hanno più sgravi, oppure semplicemente perché davvero le condizioni sono diverse, oppure sono più dure, oppure c'è un discorso territoriale, oppure altre logiche, magari c'è la possibilità di aiutare qualche amico dell'amico, però è anche vero che se fosse così le aziende, le imprese turistiche di qualunque portata siano, non avrebbero difficoltà a cercare personale. Beh, per È la esempio, mia io ti dico riflessione. che questo annuncio di lavoro a cui ho risposto era un supermercato in una località turistica, e proprio la settimana prima che io venissi contattata e rispondessi all'annuncio era stato pubblicato un articolo sul giornale, sull'Unione Sarda, lo diciamo pure, si può anche riscontrare questa cosa, dove c'era l'allarme dei supermercati che non riuscivano a trovare addetti vendita o cassieri o compagnia, soprattutto nelle località turistiche. La domanda, io me la sono posta molte volte la domanda. Intanto ci sono molti che sono convinti che non esistano sgravi fiscali per assunzioni di persone over 45, over 50. Assolutamente no, è stata prorogata anche per tutto il 2023, quindi c'era anche l'anno scorso. Resto al Sud, assunzione soprattutto per le donne disoccupate over 45, over 50. Ci sono gli sgravi fiscali totali che possono essere utilizzati dalle aziende anche non va in contrasto col fatto di prendere il reddito di cittadinanza. Facciamo un esempio. Antonella Soto percepisce beneficiare di reddito di cittadinanza, però ha 50 anni
Antonella, se viene assunta da un'azienda, ha diritto, il datore di lavoro può utilizzare gli sgravi fiscali perché ha assunto Antonella, che è una over 50, over 45 per 50, ha il reddito di cittadinanza e soprattutto è disoccupata più di 2 anni. Cioè io vengo da una condizione di disoccupazione che supera i 2 anni, ok? Il mio profilen è 0,94. Che cos'è il profilen? Il profilen è quell'attività che, cioè quel sistema che profila le condizioni di un disoccupato, è da 0, cioè quanto più basso è la difficoltà a reinserire la persona, il disoccupato nel mercato del lavoro, più è facile trovare il lavoro. Quanto è più alto il profiling, cioè quanto più è alta il tempo in cui il soggetto è distante dal mercato del lavoro, più è difficile e più va impiegato per questo il famoso assegno di ricollocamento, cioè tutte queste cose qui. Quindi io non riesco veramente a capire, è una cosa assurda, non riesco a capire. Antonella, Mi sono anche trovata a discutere, io ho discusso molto animatamente anche con un'azienda nel settore della ristorazione che cercava lavapiatti o tuttofare in cucina, la quale mi diceva ma non è possibile perché il mio commercialista me l'avrebbe detto. No, gli ho detto evidentemente cambia commercialista perché non è possibile. Perché lo dice chiaramente il testo di legge del reddito di cittadinanza, che se un datore di lavoro comunica posti vacanti al centro dell'impiego, no? Ha diritto, se assume qualcuno segnalato dal centro dell'impiego che percepisce il reddito di cittadinanza, ha diritto a percepire i restanti mesi che altrimenti avrebbe percepito il beneficiario da impiegare nella formazione del soggetto. E può allo stesso tempo chiedere anche gli incentivi. Allora, il racconto è assolutamente calzante. Io ovviamente faccio la mia riflessione, evidentemente, ma, insomma, è palese che non è tutta colpa del reddito di cittadinanza. Io credo che ci siano anche gravi responsabilità da chi offre un posto di lavoro. Non nego, e mi è capitato di assistere, e poi ci racconterai anche la tua esperienza, di proposte di lavoro davvero, potremmo dire, insomma, da rabbrividire, sottopagati, magari con una parte in nero, piuttosto che senza giorno di riposo, magari con situazioni al limite della legalità. Non voglio fare il torto un fascio, però sicuramente ci sono delle situazioni, e non parlo solo in Sardegna, questa è tutta Italia. Però, dicevo prima, a inizio puntata, la tua è una storia a lieto fine, perché cosa è successo in questo ultimo periodo? Allora, in quest'ultimo periodo, tutto il mese di dicembre, il mese novembre e dicembre del 2022, io l'ho trascorso nelle mie pause di studio, perché poi oltre al diploma mi sono anche iscritta all'università e sono al 3° anno, quindi mi mancano anche pochi esami per la laurea. Diciamo che ho trascorso le mie vacanze di Natale, tutto il periodo di dicembre, ad inviare curriculum e autocandidature. Mi sono iscritta a una marea, almeno una 7-8 agenzie di lavoro interinale, serie, soprattutto mi sono iscritta nel nord Italia, perché visto che arriva da lì la maggior richiesta di lavoro nel settore anche turistico, ma non ci speravo. E invece diciamo una ventina di giorni fa mi è arrivata questa telefonata diretta dall'azienda, perché in questa piattaforma ho la possibilità anche di mandare un messaggio diretto all'azienda. Io ho mandato la mia autocandidatura e mi ha chiamato la responsabile amministrativa dell'area risorse umane di questa azienda. Io pensavo che fosse solamente, invece mi ha fatto delle domande, mi ha chiesto se ero disponibile a trasferirmi, a fare la stagione fuori. Assolutamente non ho nessun tipo di problema, anzi per come la vedo io è utile anche dal punto di vista professionale anche conoscere nuovi ambienti di lavoro e nuove realtà
anche di vita, anche per farsi... Peraltro io sono anche abituata, il mio lavoro mi ha sempre portato, ho girato mezza Sardegna per il lavoro, quindi non ho questo tipo di problema e non me lo sono neanche mai posta. E quindi proprio ieri mattina io ho parlato con questa responsabile, mi ha ricontattata per confermarmi che effettivamente avevano intenzione di assumermi per la stagione, e quindi adesso credo di dover partire, mi dovranno ricontattare a questi giorni per dirmi la data esatta, dopo Pasqua sicuramente. Ma, certo. Importante è che nelle condizioni, ad esempio, c'è uno stipendio, che è molto importante ovviamente, e vitto e alloggio. Cioè esattamente. ecco, tu mi hai raccontato fuori onda che hai avuto, guarda caso, un altro contatto qualche giorno dopo questa proposta, che è arrivata dalla Sardegna, che sinceramente fa... Esattamente. Ecco. Non diciamo la località, però No, diciamo no, che certo. nella zona orientale della Sardegna, a metà, stesso tipo di lavoro, stesse condizioni, quindi orari e turni anche la domenica e il sabato, con un giorno libero alla settimana, rotazione con i colleghi. Lo stipendio era di circa 200 e passa euro di meno, senza vitto e alloggio. Quindi avrete dovuto di fatto spendere per lavorare, perché poi questo era. Esattamente, Allora io ti esattamente. chiedo, ma alla fine della fiera, chi desidera fare le stagioni, se ovviamente, ripeto, questo è un esempio e siamo contenti che la storia per te sia una storia a lieto fine, ma se la cartina di tornasole e c'è difficoltà nel trovare personale e poi le condizioni lavorative che vengono proposte non sono degne di essere chiamate condizioni lavorative, la soluzione è quella di partire? Allora, questa è una questione molto... Noi si parla da anni di spopolamento della Sardegna, del centro Sardegna, ma io parlo anche del mio paese, non sono nel centro, io sono nel sud Sardegna, però anche il mio paese negli ultimi anni ha ridotto molto drasticamente il numero di abitanti, ma credo sia sicuramente anche una questione, ci sono tanti fattori. Uno certo, l'auspicio sarebbe quello di poter restare nella propria terra, soprattutto quando si ha famiglia, io sono nonna di recente, quindi questi mesi che stavo fuori mi priverò di poter vedere mia nipotina tutti i giorni, la vedrò in videochiamata, però ci sono tanti, questo ripeto, dipende anche, io non mi sono mai posta il problema per andare fuori al lavoro, però ovviamente ci sono anche altre condizioni, altre situazioni. In una famiglia ci possono essere, io ho la fortuna di avere i miei figli grandi che hanno appoggiato da subito, sono contenti, anzi sono stati contenti del fatto che la mamma, poi conoscendomi anche, loro non si pongono il problema, grazie a Dio sono abituati anche quando A non ci sono. cavarsela, sono autonomi, certo. Peraltro, ecco Fabrizio, mio figlio ha 19 anni, mia figlia ne ha 23, ha sempre lavorato, no? Part time, mia figlia, quindi poche ore. Mio figlio lavora nel settore dell'agricoltura e lavora a giornata, come si sa, con l'agricoltura. Ebbene, io prendo il reddito di cittadinanza, scalato, perché mio figlio lavora, mia figlia ora vive per conto suo. Quindi c'è anche bisogno, allora, anche questa è una narrazione comune che va assolutamente, se ci fosse anche un po' di onestà intellettuale e si rispettasse anche la deontologia professionale, anche chi si occupa di informazione, e andasse a vedere veramente come funzionano queste cose. I 19enni e i 20enni non percepiscono il reddito di cittadinanza, neanche i 25enni, perché sono verosimilmente figli giovani disoccupati di adulti disoccupati a loro volta che percepiscono il reddito di cittadinanza. È un discorso molto lungo, credo non abbiamo molto il tempo di dilungarci, siamo in chiusura. però sono delle cose che qui subentra anche la volontà del singolo cittadino di informarsi adeguatamente delle cose di cui si sta parlando, perché l'effetto negativo di questa narrazione comune, non conoscendo i fatti,
Per esempio, io prima ti stavo raccontando della discussione che ho avuto con una mia nota, un'amica che ho scoperto dopo a distanza di anni, non lo sapevo, eppure ci conosciamo, che ha un ristorante. Commentando una notizia sempre comparsa sui giornali che un noto un supermercato sempre nel nord Italia è stato costretto a chiudere il negozio perché non aveva, e io ho detto non è possibile, perché io mi sono anche presa la briga di rintracciare il numero di telefono di questo negozio e chiamarlo tante volte, non mi ha mai risposto, perché io sarei stata disponibile anche ad andare lì a lavorare. Cioè il problema siamo è sempre, esattamente, il problema è sempre riuscire a vedere come sono le cose. Tra l'altro noi in Italia, Fabrizio... Certo, allora io ripeto, sono contentissimo per te e per il fatto che comunque finalmente ci sia una storia a lieto fine, perché comunque il lavoro è importante. L'obiettivo appunto è per quello che ti ho coinvolto, era raccontare la tua storia perché il discorso legato ai lavoratori stagionali è molto più complesso sul discorso del reddito di cittadinanza, cioè non è che non si trova il personale perché sono tutti con reddito di cittadinanza, la verità è che ci sono comunque degli strumenti o dei comportamenti meglio, che lasciano ovviamente un po' attoniti e altrettanto ovviamente il lavoratore viene anche sfiduciato. Io mando il curriculum, dici che hai bisogno, mi autocandido e o non mi chiami o mi proponi condizioni che sono oggettivamente insostenibili, è evidente che poi il sistema fa cortocircuito, ma non può essere tutta colpa dell'RDC, anche se per essere obiettivi ovviamente ma è una misura che va corretta, ecco, su quello sì. Ma Fabrizio, ma vogliamo anche parlare del fatto, è vero, allora, tutti i provvedimenti legislativi che riguardano il sostegno al reddito, come anche è successo in passato quando si parlava con le casse integrazioni, con le mobilità in deroga, con la disoccupazione stessa, e si diceva ma questo qua è in cassa integrazione però ha la macchina grande, cioè, o le false pensioni, cioè le false pensioni degli invalidi. Ma ci rendiamo conto che siamo un paese unico in Europa che fa parte dell'area EU, che si fa la guerra tra poveri che fanno la guerra ai poveri per la sopravvivenza. Cioè non è possibile che i furbetti ci sono in tutti i settori. Chiunque di noi abbia avuto esperienze nel mondo del lavoro conosce, sa, cioè le persone furbe che speculano sulle, ma non è che perché ne hanno beccato 40 si deve togliere la possibilità a 400 di vivere, anche perché il reddito di cittadinanza, ma così anche altre forme di sostegno al reddito, quando uno perde il lavoro, la NASPI, la mobilità in deroga, la cassa integrazione, avere dei soldi in tasca consentono alla famiglia di contribuire ai consumi, anche se sono pochi. Il consumo fa crescere il PIL. Ora io mi domando, da giugno, da agosto in poi, 800.000 famiglie che non percepiranno più il reddito di cittadinanza, cosa faranno? Consumeranno? Certo, cosa faranno? Certo, questa è una domanda legittima. E poi chi si occupa di economia queste cose le sa. Antonella, siamo in chiusura. Io ovviamente ti ringrazio della disponibilità, in bocca al lupo ovviamente per il lavoro, poi affronteremo questo argomento anche con qualche altra persona che rappresenta gli enti. Io sto pensando ovviamente a persone che si occupano di impresa ed è giusto che sentire anche l'altra campana ovviamente. In bocca al lupo, grazie di tutto. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie a te Fabrizio per l'ospitalità. Ciao. Grazie a te, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito. Come sempre vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa chiacchierata. Se volete commentare fatelo, perché comunque è giusto fare una riflessione anche su questo argomento. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra. Grazie ancora, ciao, buona serata.